Oppure passiamo ad Adriano Rizzi, Lega Coop. Adriano Rizzi, il presidente regionale di Lega Coop. Grazie. Neopresidente. Non ripeto, alcune cose sono già state dette. È chiaro che le imprese hanno sollecitato più volte i governi passati, ma anche il governo presente, su alcuni temi fondamentali. Noi, soprattutto nel mondo della cooperazione, viviamo soprattutto di lavoro. Il nostro compito principale è il lavoro delle persone e su questo tema chiaramente ci sentiamo di insistere maggiormente. Noi abbiamo bisogno sicuramente di una riforma sul piano del costo del lavoro che riteniamo, assieme alle altre sollecitazioni che i colleghi hanno già fatto, indispensabile per rilanciare l'impresa. Lavoro, impresa, sviluppo sono assolutamente termini e problemi legati tra loro. Se non partiamo dal lavoro e da una riforma importante che consenta da una parte di ridurre gli oneri per imprese, quindi un costo di lavoro che sia competitivo a 360 gradi, dall'altra un maggior ritorno, diciamo, in portafoglio per i nostri lavoratori che hanno salari netti, come sappiamo, tra i più bassi, se non i più bassi di tutta Europa. Senza questi elementi non riusciamo a far ripartire da una parte il consumo con tutto quello che ne consegue, dall'altra non riusciamo a far ripartire le imprese. Rapidissimo, un altro tema, se ancora ci sarà tempo, ritorniamo su un pezzo almeno dell'IVA, se di tutto non si potrà parlare, perché noi abbiamo il tema della cooperazione sociale, del famigerato passaggio dell'IVA al 4 al 10%, sappiamo che è un micro tema, se vogliamo, ma che non ha neanche quella grandissima incidenza in termini di costi per il governo, diciamo, come provvedimento da prendere in considerazione. Sappiamo che i ministri competenti si sono dimostrati interessati al tema, perché comunque si rendono conto che è di nuovo, come dire, un pesare sulle classi più disagiate, sulle persone più bisognose che rischiano di vedersi tagliare i servizi. Quindi approfitto della presenza del Ministro per risollecitare anche questo tema. Grazie Ministro. Grazie Adriano Rizzi.